ritrovati puntualissimi con il nostro telegiornale, ma partiamo dai titoli. Magorno spinge per un'alleanza PD Movimento 5 Stelle per le regionali in Calabria. L'europarlamentare Laura Ferrara lo gela, non è in programma. Prosegue il tour in Calabria di Oliverio e Occhiuto. Il governatore da Spezzano replica al commissario Graziano. Il sindaco di Cosenza, Assoverato, annuncia nomi nuovi per l'eventuale giunta regionale. Tanti i medici aggrediti, la ministra Grillo scrive su Facebook: occorre proteggere i sanitari con una legge. Condizionatori in tilt all'ospedale di Reggio Calabria, penalizzato il reparto di pediatria. La denuncia è del garante per l'infanzia Antonio Marziale. Caccia al biglietto per la partita di sabato al San Vito Marulla fra Cosenza e Salernitana, impennata anche degli abbonamenti dopo la buona prestazione del derby. Buona la prima per il Festival Leoncavallo di Montalto Fugo, nell'edizione che celebra il centenario dalla scomparsa di Ruggero Leoncavallo. Buonasera ad Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura. Parliamo di politica perché anche in Calabria si profila il governo giallo-rosso. Magorno spinge per un'alleanza PD Movimento 5 Stelle per le prossime regionali, ma l'europarlamentare Laura Ferrara lo fredda, non è in programma. Sentiamo. PD e 5 Stelle alleati anche in Calabria per le regionali? Magorno lo spera, Laura Ferrara lo esclude. Non è la prima volta che i due si scontrano per questa ipotesi, l'ultima in ordine di tempo oggi, con un tech d'agenzia. Il senatore del Partito Democratico individua nell'alleanza la strada giusta che consentirebbe alla Calabria di centrare due obiettivi: rinnovamento e responsabilità. Immediata la risposta dell'europarlamentare Laura Ferrara, che gela l'entusiasmo dell'ex segretario regionale del partito. Ecco le sue parole: questa eventualità non è mai stata presa in considerazione dal movimento. E poi aggiunge: ricordo a Magorno e a chi come lui continua a ripetere di una possibile alleanza che tutto passa sempre e solo dalla volontà della base. Abbiamo dei valori e dei principi, dice ancora Ferrara, che devono sempre guidarci senza alcun tentennamento e senza cedere ad alcuna valutazione opportunistica. Mi rendo conto, aggiunge ancora l'esponente dei 5 Stelle, che l'idea di un'alleanza con il movimento in Calabria è auspicabile per un partito che, nonostante i 4 anni e mezzo di governo regionale, si ritrova ai minimi storici a causa di una classe dirigente completamente scollata da quelle che sono le reali problematiche del territorio. Insomma, il PD, secondo la Ferrara, vorrebbe creare una nuova credibilità politica attraverso il Movimento 5 Stelle, ma le nostre regole, chiosa la Ferrara, non sono cambiate. E con ancora la politica, con il botta e risposta fra il presidente della regione Mario Oliverio e il commissario del Partito Democratico in Calabria Stefano Graziano. Nel partito ci sono le regole, dice il governatore a Spezzano della Sila in occasione proprio della festa dell'unità. È importante, dice ancora, che il tour, dopo l'annunciata ricandidatura alla guida della regione, incontrare i territori. Sentiamo proprio il governatore. Arriva da Spezzano della Sila la risposta del presidente della regione Mario Oliverio al commissario del PD, il quale ha chiarito: le parole sono proprio di Stefano Graziano, che il governatore uscente non è, anzi non sarà, il candidato del Partito Democratico per le prossime regionali. Non mi pare sia una novità questa da parte del commissario del partito. Io credo che ci sono regole in un partito che devono essere rispettate. Poche battute per liquidare una polemica interna che poco lo appassiona. D'altronde il segretario provinciale del PD Luigi Guglielmelli è nella stessa piazza Presilana in cui sono issate le bandiere del partito per la festa dell'unità, e questo la dice lunga sulle diversità di posizioni e pensiero all'interno del Partito Democratico. Oliverio, in una pre-campagna elettorale, sonda i territori ed incassa l'endorsement di Salvatore Monaco, sindaco di Spezzano
all'interno della Sila. Io ho avuto in questi 3 anni un punto di riferimento. In questa fase delicata, così la definisce il Presidente, priorità è non perdere il contatto con i cittadini. Discutere sul territorio è necessario perché credo che in primo luogo bisogna confrontarsi con i cittadini per sentire la loro voce, il loro pensiero, i loro umori, perché è fondamentale, soprattutto in una fase delicata come questa, non perdere il rapporto con i cittadini, anzi riconquistare il rapporto con i cittadini, recuperare il rapporto con i cittadini, perché purtroppo nel corso di questi anni c'è stato un deficit di rapporti da parte dei partiti, delle forze che invece avrebbero dovuto questi rapporti mantenerli sempre vivi e forti. E dal centro-sinistra al centro-destra volti e nomi nuovi per la squadra immaginata da Mario Occhiuto per la Calabria, all'annuncio proprio nella tappa sul lungomare di Soverato, in cui punta anche sul nuovo ruolo di Fincalabra. Energie e volti nuovi al governo della regione, una squadra che già immagina Mario Occhiuto, un governo forte che annuncia da Soverato tappa del tour per presentare la sua candidatura alla presidenza della regione Calabria. Nella mia squadra, precisa dal palco sul lungomare, non ci sarà chi è già stato assessore regionale. Le indicazioni sul futuro, ma il patrimonio da condividere con i calabresi. Nei suoi 90 minuti di discorso è tutto centrato sul caso Cosenza. Il sindaco della città dei Bruzzi racconta il cambiamento, la rigenerazione urbana che ha interessato il territorio, progetto che può coinvolgere l'intera Calabria. Noi partiamo già da un'attività concreta che è stata portata avanti, realizzata anche a Cosenza, e su quell'esempio parliamo anche di idee sulla Calabria che ha tantissime risorse che devono essere valorizzate. Calabria bellissima, lo slogan che racchiude la visione politica di Mario Occhiuto, che incontrando i territori semina concreti elementi sul programma. Nella cittadina del Catanzarese è lanciata anche la proposta di una nuova gestione di Fincalabra, la holding finanziaria della regione, un ruolo diverso, l'attività rivolta per creare profitti sia nel pubblico che nel privato. Fincalabra come strumento, ha precisato, per finanziare investimenti a reddito come porti, infrastrutture, per la produzione di energie rinnovabili, immobili pubblici da valorizzare. In attesa della definizione del quadro politico nazionale che in queste ore vede compattarsi il centrodestra, il primo cittadino di Cosenza continua a tessere la tela del progetto percorrendo il lungo e il largo l'intera regione. E il movimento invece attorno al progetto Tesoro di Calabria cresce, ed è quanto afferma Carlo Tanzi in un incontro proprio a Crotone. L'obiettivo è intercettare i delusi della politica. A Crotone, per lanciare il suo progetto di rinnovamento, Carlo Tanzi parla della nascita del movimento Tesoro Calabria e dell'obiettivo di valorizzazione delle risorse della regione. Siamo partiti quasi per scherzo, ho trovato un mare di calabresi che credono in questo progetto e ci siamo lanciati. Abbiamo dei territori bellissimi, abbiamo tante risorse, le acque termali, abbiamo i paesaggi eccetera, abbiamo il mare, però abbiamo un mare che specialmente nel Tirreno Cosentino è assolutamente inadeguato, abbiamo un turismo che stenta, abbiamo una sanità, i problemi che conosciamo. Non voglio fare proclami, però concentrarci su pochi temi, però diciamo essere incisivi, togliendo le cabine di regia della Calabria che sono stati per 30-40 anni nelle mani di un manipolo di ignoranti e disonesti, cacciarle da queste persone e metterle invece nelle mani di persone capaci, di quei calabresi che prima che vadano via dalla Calabria, ecco, dobbiamo prenderli, catturarli, perché quando poi vanno via diventano i migliori del mondo.
L'ex capo della protezione civile calabrese si rivolge ai delusi alla politica, a chi negli ultimi anni, per disinteresse o rassegnazione, ha scelto di non recarsi alle urne. Soprattutto si sono avvicinati quelli cui tengo di più, cioè il primo partito della Calabria è quello formato dal 57% dei calabresi che nel 2014, nelle ultime elezioni, non hanno votato, e sono la bellezza di 855.000 persone su 1,5 milioni. Basta la metà di questo 57% per avere la maggioranza assoluta e per stravolgere, per togliere a questo manipolo di ignoranti il comando, le cabine di regia della Calabria. Cambiamo argomento, parliamo di sanità, perché la sanità non è un campo di battaglia. Queste le parole del ministro uscente alla salute Giulia Grillo, intervenendo proprio sui social dopo l'aggressione di un operatore del 118 in Calabria. Dopo l'aggressione subita a Rossano da un medico del 118 chiamato per soccorrere e poi accoltellato, e le dichiarazioni raccolte nei nostri telegiornali dal presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza, Eugenio Corcioni, che ha espresso solidarietà al medico aggredito, oggi è intervenuto anche il ministro uscente alla salute Giulia Grillo, che attraverso i social fa sapere che servono regole nuove per la sicurezza nelle corsie e negli ambulatori. Dobbiamo riprendere subito il lavoro in Parlamento per approvare la legge contro le aggressioni agli operatori della sanità, chiosa su Facebook la Grillo, che aggiunge anche come la sanità non sia un campo di battaglia e problemi di questo tipo non devono essere assolutamente sottovalutati, perché dice la sicurezza nei luoghi di cura riguarda tutti noi. Questo malcostume ingiustificabile deve finire. Ogni cura, secondo la Grillo, inizia dal rapporto di fiducia fra paziente e operatore, e sottolinea come sia un'alleanza che dobbiamo riportare al centro del sistema sanitario. Ricordiamo sempre che i lavoratori della sanità sono impegnati giorno e notte nell'assistenza di tutti i cittadini, spesso con turni massacranti. Per il ministro della salute uscente bisogna dunque fare presto per il bene non solo dei lavoratori ma anche dei pazienti, e poi conclude con la solidarietà a tutte le vittime. Il Servizio Sanitario Nazionale dice: siamo noi. Parliamo adesso di emergenza rifiuti in Calabria, discariche al collasso a Catanzaro in provincia di Cosenza, code e disagi dei tir fermi e bloccati giorni e giorni. Impianti saturi, situazione rifiuti al collasso in Calabria. Quelli che vi mostriamo sono i camion in coda per ore ed ore in provincia di Catanzaro alla discarica di Alli. L'impianto in cui convergono i rifiuti provenienti da tutta la provincia catanzarese, compresa quella reggina, da un po' di tempo a questa parte, vive una vera e propria emergenza. Gli operatori che trasportano i rifiuti fanno sapere a microfoni spenti che sono giorni che la situazione è di stallo e non si riesce a conferire nella discarica. E questa situazione di emergenza sembra destinata ad acuirsi con il passare delle ore. L'impianto è saturo, e che fine farà la spazzatura proveniente da alcuni punti della nostra regione? Ma i disagi si vivono anche in provincia di Cosenza. La Ecoros, che si occupa della raccolta e conferimento sullo Ionio Cosentino, fa sapere che la situazione è al collasso anche a Corigliano Rossano. Perdurano e si aggravano i disagi e i disservizi nella raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio a causa di rallentamenti e blocchi in atto presso l'impianto finale di trattamento di località Bucita, che stanno determinando l'oggettiva impossibilità di conferire rifiuti con tutto ciò che ne consegue. Ecoros parla di situazione emergenziale e allarmante, con conseguenze problematiche di carattere igienico-sanitario. Insomma, con le alte temperature e visti gli enormi disagi, non è possibile che alle nostre latitudini si vivano situazioni di questo tipo, dove a pagare sono sempre e solo i poveri cittadini. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. I condizionatori fuori uso stanno rendendo critica la situazione nei reparti di pediatria e ginecologia del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. La situazione è grave, denunciata dal garante per l'infanzia e l'adolescenza Antonio Marziale. Questa mattina, afferma, mi sono recato nei due reparti e ho avuto conferma di quanto mi era stato segnalato. Formulerò pertanto richiesta di ispezione all'azienda sanitaria con procedura d'urgenza e solleciterò le autorità competenti.
Militari del Comando Provinciale di Reggio Calabria della Guardia di Finanza hanno individuato un'officina in località Gebbione risultata completamente abusiva e in cui veniva illecitamente svolta l'attività di meccanico da parte del titolare. I finanzieri hanno così proceduto al sequestro amministrativo delle attrezzature e delle strumentazioni trovate all'interno della stessa officina. Rubano l'auto alla fidanzata dinanzi a un supermercato a Scalea, lui la incrocia nel traffico e avverte i carabinieri. I militari intercettano la vettura diretta in Campania. Dopo un inseguimento il conducente è stato bloccato e arrestato con l'accusa di furto aggravato. Un 29enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga a Corigliano Rossano a seguito di una perquisizione domiciliare. Gli agenti hanno sequestrato 47 grammi di hashish, un bilancino di precisione e tutto l'occorrente per il confezionamento di dosi pronte per lo spaccio, oltre a una somma contante di 220 euro in banconote di piccolo taglio. Lasciamo la cronaca, parliamo di sport, in particolare di calcio di Serie B, perché è corsa al biglietto per la partita di sabato in programma alle ore 21 al San Vito Gigi Marulla fra Cosenza e Salernitana. Impennata anche degli abbonamenti dopo la buona prestazione nel derby. Dal derby calabrese alla sfida con la Salernitana, per i tifosi del Cosenza non c'è un attimo di tregua. L'esodo allo sci da prima, la corsa al biglietto per l'esordio al Marulla in questi giorni. Attese e file che non si intrecciano con la campagna abbonamenti che, partita in sordina, sta vivendo un'impennata forse anche grazie alla prestazione positiva di Corsi e compagni nel derby. Abbonamento al Cosenza, che settore? Tribuna B. La fiducia al Cosenza a partire dalla prima giornata con il Crotone ha avuto sensazioni positive? La squadra mi è piaciuta, manca sicuramente qualcosina, la fiducia c'è sempre Forza Lupo. Sono anni ormai che do fiducia alla società, alla squadra e poi diciamo la verità, è una comodità poter avere subito, no? La possibilità di entrare allo stadio senza fare file. Inutile dire che la squadra di Ventura è uno degli avversari più attesi al Marulla. L'impianto con il restyling che ha interessato spalti e manto erboso è diventato ancora più bello e funzionale. Sabato sera si potrebbero superare le 12.000 presenze. Speriamo bene, siamo positivi anche se ci troviamo di fronte a una grande squadra, con un grande mister, perché Ventura è un grande mister, ma noi abbiamo anche un grande mister e una grande squadra. Tribuna Rao. Grande attesa? Sì, vediamo, speriamo, insomma, bisogna comprare qualche giocatore. Cosa si aspetta da questo Cosenza? Dai, se gli diamo una buona squadra abbiamo un ottimo allenatore e ci fa divertire. L'ambiente caloroso potrà aiutare i rossoblù a superare l'ostacolo, ne è convinto Nicola Spierini. È una cosa bella, soprattutto per noi, che ci sia un grande pubblico, che ci stimola, che ci aiuta, tifa per noi, è come se fosse il 12° uomo in campo, diciamo. E questo ci può fare solo che piacere e cercheremo di non deluderli. Quando siamo venuti qua a giocare l'anno scorso qua a Cosenza ho visto lo stadio molto pieno e mi hanno detto che non è neanche il massimo, quindi non so ancora cosa sia il massimo qua al Marulla, quindi non vedo l'ora di vederlo. Lasciamo lo sport, parliamo di spettacolo. Buona la prima per il Festival Leoncavallo di Montalto Fugo, nell'edizione proprio che celebra il centenario dalla scomparsa di Ruggero Leoncavallo. A Montalto Fugo l'evento Le Stelle della Lirica ha aperto la settimana più intensa della 19ª edizione del Festival Ruggero Leoncavallo, dedicata quest'anno alla celebrazione dei 100 anni dalla morte del grande musicista. Finalmente prende corpo lo spazio dedicato alla musica lirica, è stato preceduto da altre situazioni di spettacolo che sono state proposte da Max Mazzotta con la prosa, la compagnia I Pagliacci Montalto sempre con la prosa, mista a lirica, da un festival della poesia. Adesso cominciamo finalmente con la lirica, questa sera avremo una bellissima serata e proseguiremo poi con l'opera lirica, proseguiremo con una bellissima serata nel centro storico dove si esibiranno i musicisti dell'orchestra e concluderemo poi con Alessandro Haber che darà uno spaccato di quella che era la vena poetica di Leoncavallo, declamando dei versi di Leoncavallo accompagnato da buona musica.
Su Sagrato del maestoso Duomo della Madonna della Serra, il soprano Daniela Schillaci, il mezzosoprano Marina Comparato e i tenori Gianluca Sciarpelletti e Filippo Adami, accompagnati al pianoforte dal maestro Francesco Allegra, hanno eseguito alcune tra le più belle arie tratte da opere di Rossini, Puccini, Verdi e naturalmente Leoncavallo. Vesti la giubba e la faccia infarina. Quest'anno abbiamo adoperato una formula un tantino diversa. È un cartellone che ho voluto mettere al centro ancora quest'anno e che penso debba essere sempre messa al centro l'opera lirica, perché è quello che poi va ad onorare Leoncavallo e chiudere quel connubio con la città di Montalto e portare avanti anche alcune iniziative nelle scuole per cercare di dare anche quel profilo culturale dal punto di vista dell'istruzione e della conoscenza. Intanto cresce l'attesa per la serata di domani, quando verrà messa in scena Pagliacci con un'insolita ed inedita regia, quella di Pippo Franco. Ed ora ci spostiamo nel Vibonese, dove due artisti calabresi sono a sostegno delle terre cotte di Gero Carne. Mettere insieme tre espressioni artistiche per creare un fenomeno identitario di un territorio. Le terre cotte dei maestri vasai di Gero Carne, impreziosite all'esterno attraverso l'estro e la maestria dell'orafo Gerardo Sacco, e all'interno trasformandosi nel contenitore delle pietanze cucinate dallo chef internazionale Francesco Mazzei. L'idea del sindaco di Gero Carne, Vitaliano Papilo, esalta così la valorizzazione dell'antica tradizione dell'arte della terra cotta che caratterizza il borgo delle preserve vibonesi. Il tutto incorniciato in un grande evento che ha visto proprio questi due grandi artisti calabresi, l'orafo Gerardo Sacco e lo chef Francesco Mazzei, animare la serata sul tema mani, terra, gusto, emozioni nel borgo dei Vasai. Abbiamo avuto questa intuizione che secondo me è quella la strada giusta per entrare davvero nell'economia, nel dare l'ossigeno davvero a questi artigiani, attraverso due grandi, Gerardo Sacco da un lato, Mazzei dall'altro. Quindi questo mix per andare ad alzare sempre di più un protagonista, che a Gero Carne è il protagonista, che è l'argilla e il maestro Vasai, e quindi con una bella e importante iniziativa che pensiamo che diventi un evento vero e proprio, un evento anche conclusivo dell'estate, puntare a lanciare tanti segnali di un territorio bello, pieno di tante ricchezze, che è la provincia di Vibo, Gero Carne, la provincia di Vibo, ma tutta la Calabria. La terracotta vive e respira con le pietanze giuste. Tu mi insegni che le terracotte, le nostre nonne se le conservavano da anni e anni e usavano la terracotta soltanto per quel tipo di piatto di cucina. Noi oggi abbiamo un po' rivoluzionato per far sì che la terracotta venga più conosciuta e più amata anche nelle cucine dei grandissimi ristoranti. Noi non abbiamo fatto altro che impreziosire semplicemente già una preziosità del manufatto dell'artigianato calabrese. Questi erano i nostri nonni che facevano questo tipo di argilla, che aveva veramente un commercio abbastanza fiorente, andava dappertutto. Poi chissà perché si è bloccato di colpo, c'è stato questo fermo non so di quanti anni. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Dopo un prolungato periodo estivo sotto il dominio incontrastato dell'alta pressione, dal vicino Atlantico si preparano manovre di attacco perturbato verso il Mediterraneo occidentale, inducendo quindi un graduale declino anticiclonico da ovest. Un minimo depressionario in quota, attivo intorno alla Sardegna, sta facendo aumentare l'instabilità proprio tra le due isole maggiori e il Tirreno centro-meridionale. Passiamo alle previsioni in dettaglio sulla Calabria. Domani cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Da metà giornata aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi principali, con possibili rovesci anche a carattere temporalesco su Pollino, Orso Marso, Sila, Serre e Aspromonte.
Possibili sconfinamenti dei fenomeni su Valle del Crati, Piana di Lamezia e sui settori tirrenici del Vibonese e del Reggino. Il cielo si manterrà tra poco e parzialmente nuvoloso sui settori ionici della regione. Temperature stazionarie con locali diminuzioni nelle aree interessate dai fenomeni. Passiamo ora ai mari e ai venti. Domani ventilazione debole al regime di brezza, da maestrale sul Tirreno, dai quadranti orientali sullo Ionio. I mari risulteranno poco mosso il Tirreno, quasi calmo o poco mosso lo Ionio. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.